Dalle polemiche alla denuncia, un passo breve ma che nessuno aveva messo in conto. Ci ha pensato la CGIL di Agrigento con il segretario generale Massimo Raso a denunciare i fatti alla Procura della Repubblica. Parliamo delle navette del Mandorlo finite sul tavolo del procuratore Patronaggio con l'aggiunta della querela qualora dagli accertamenti emergessero reati procedibili a querela di parte. Ieri abbiamo riportato il pensiero del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il quale ha quasi sorvolato sulla questione, sulle lamentele della gente. Insomma, quello che sembrava uno dei tanti disservizi probabilmente verrà discusso in un'aula del Tribunale di Via Mazzini. Nella denuncia della CGIL si fa riferimento all'ipotesi di illecito arricchimento riguardo al prezzo del biglietto che hanno dovuto pagare le persone che hanno utilizzato le navette. Si parla di 3,40 euro invece che 1,20 euro. I prossimi giorni potrebbero riservare delle sorprese e spiegare meglio che la questione non è stata così semplice e che le lamentele della gente alla fine non erano campate in aria.